L'appello è quello di accelerare sulla burocrazia, perché da maggio ad oggi io so che tanto il Genio Civile quanto i consorzi di bonifica si sono mossi per produrre dei piani di manutenzione, dei piani straordinari per nuove opere. Però dico che ad oggi, passati 4 mesi dall'alluvione di maggio, 5 mesi anzi, scusate, non si è visto nessun riscontro concreto. Progetti tanti, cantieri pochi, parla nella duplice veste di sindaco di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon. Destinatari sono i consorzi di bonifica e il Genio Civile, a poco meno di 48 ore dall'ultima ondata di maltempo che ha lasciato segni pesanti non solo nella città del Giorgione, ma anche a Silea, Preganziola, San Zeno a Treviso, Casier, solo per citarne alcuni. Però passata l'emergenza poi non si vede alcun tipo di azione di manutenzione. So che stanno lavorando ai piani, devono fare i bandi di gara, tutte le cose che sono previste dalla procedura. Però so anche che non abbiamo più tempo, i cittadini non hanno più pazienza, capisci? Quindi diamoci da fare tutti. L'appello è che tutti facciano più presto che possono, perché non c'è tempo da perdere. Anche perché, dice sempre Marcon, la stagione più critica, l'autunno, è alle porte. Ciascuno quindi faccia la propria parte. I canali irrigui sono competenza dei consorzi di bonifica, alcuni corsi d'acqua, per esempio a Castelfranco Veneto ne abbiamo due, il Musone è competenza del Genio, la Venale è competenza del consorzio di bonifica Piave. Se cambia il clima, questo è il principio, devono cambiare anche gli strumenti. Non è solo questione burocratica, ma pure economica, che riguarda da vicino i comuni. Bisognerebbe avere la possibilità di avere le risorse per programmare manutenzioni e programmare opere strategiche in anticipo alle emergenze, altrimenti siamo sempre lì a rincorrere danni che succedono, paure dei cittadini e finora siamo stati anche fortunati nella zona nostra che non abbiamo avuto vittime o feriti e abbiamo visto in giro per il paese che così non è sempre.